premio Un uomo per lo sport 2021 ai Penalty Awards abbiamo Fabio Capuana. Ciao Fabio, adesso arriva il microfono, eccolo qua, il microfono a Fabio Capuana. Allora Fabio, mettiamoci un po' più al centro, perché il calcio deve essere al centro dell'attenzione anche dei giovani, perché tu porti avanti delle accademie nelle Madonie che hanno un successo impressionante, il tuo nome è sempre legato ad iniziative dove il sociale è forte e soprattutto il linguaggio che parlate è quello della gioventù, è quello dei bimbi, che per essere compresi è sempre molto difficile. Buonasera a tutti, intanto volevo ringraziare te e tutti i presenti, e le autorità sportive presenti, anche le autorità politiche che sono presenti oggi. Sì, abbiamo nel mondo giovanile è la vita, è quello che poi aspetta, ciò che precede quello che stiamo vivendo oggi. Quindi è un movimento importante che cresce, un movimento importante che stiamo cercando di foraggiare il più possibile e che abbiamo intenzione di continuare a mandare avanti, perché quella è la vita e quella è ciò che poi porta al risultato che abbiamo oggi con questa fantastica iniziativa che da tanto tempo tu porti avanti. Io sono emozionato e molto onorato di Hai perso anche qui. La voce. Ho perso anche la voce, sì, veramente. Però la tua voce serve per alimentare tutto il progetto delle scuole calcio che stai portando, e credo che io ti ho visto come lavori e credo che il linguaggio che voi adoperate è il linguaggio più semplice, perché arriva diretto anche al cuore, perché i ragazzini hanno bisogno anche di avere accanto non soltanto l'allenatore, ma un amico, un istruttore, un maestro di vita. Sì, è tanto un messaggio di inclusione, perché è una iniziativa nuova, diciamo, specifica nel suo genere, perché non esiste in Italia. Ci sono state qualche tentativo, abbiamo quasi 22 società che vanno da Santo Stefano di Camastra a Bagheria, che si sono associati come settore giovanile in un unico, diciamo, consorzio sportivo e calcistico, dove mettono insieme a disposizione e dove si fa formazione, dove si fa, gli allenatori condividono le proprie idee, i dirigenti condividono quelle che sono le proprie idee, i propri percorsi, e quindi è un messaggio di inclusione che vogliamo mandare, perché essendo le nostre delle zone, diciamo, un po' più, come dire, isolate, quindi soltanto con l'unione possiamo riuscire a fronteggiare quelle che sono le metropoli. È il percorso giusto, ne sono pienamente convinto. Grazie. Allora, per premiarti invito qui l'assessore al turismo del comune di Palma di Montechiaro, ovvero Salvatore Acri. Salve assessore. Allora, a questo punto arriva anche per il nostro uomo dello sport Fabio Capuana il riconoscimento con la sua bella partecipazione a questa 8ª edizione in questa bellissima cornice di Palma di Montechiaro. Ecco la nostra splendida Federica. Consegniamo a Fabio Capuana la targa, perché poi voglio parlare anche del pallone. Eccolo qui, facciamo un applauso a Fabio Capuana. Grazie. Guarda Fabio, siccome tu hai a che fare con le scuole calcio, abbiamo anche il pallone ufficiale di Freddo Neve, che è il nostro... sì, è un pallone molto interessante. Le scuole calcio ne fanno incetta, soprattutto in Emilia Romagna e in Lombardia, e credo che possa diventare il nuovo amico dei nostri piccolini. Okay? È l'attore principale. È l'attore principale, è vero. Grazie a Fabio, complimenti per tutto. Grazie.